E bentrovati a Garage Music, un saluto da Alessandra Ghizzo, con me in regia Nicola Marchesin. Diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti per questa serata, per questa puntata dedicata alla musica d'autore. Con noi Alberto Cantone, buonasera. Ciao Alessandra, saluti a tutti gli ascoltatori di Radio Veneto 1. Che per questo appuntamento è accompagnato dal violino e dal mandolino di Nicola Casellato, che salutiamo. Buonasera a tutti. Buonasera, appunto dicevamo una puntata finalmente dedicata ad Alberto Cantone che ci porta il suo ultimo lavoro, Il Viandante, uscito a inizio di quest'anno per la Luna ai Falò, che segue a C'era un sogno per Cappello e ad Angeli e Ribelli, altri lavori, altre compilation live. Alberto Cantone non solo cantautore, anche insomma diciamo il fondatore, l'anima prima proprio di questo programma di Garage Music. I nostri radioascoltatori insomma magari lo ricordano tanti anni fa, quelli un po' meno giovani. Quelli un po' meno giovani, esatto, però un punto di riferimento già citato e ricordato da molti ospiti che sono passati in questi studi. E quando vengo qui è sempre molto carino ritrovare i cambiamenti dello studio, vedere com'era 20 anni fa, Alessandra. Sì, la voce la ricordano sicuramente. Ma appunto oggi siamo qui proprio per parlare di musica. Abbiamo appunto parlato, l'ultimo album è uscito quest'anno, Il Viandante che paesaggi scopre, che paesaggi racconta? Ma Il Viandante racconta fondamentalmente il viaggio che c'è in ciascuno di noi, il viandante, il viaggiatore che c'è in ciascuno di noi. E ne esplora un po' tutte le dimensioni del viaggio nella ricerca di qualche cosa, la dimensione del viaggio come fuga, ma soprattutto la dimensione del viaggio come perdersi nelle pieghe, nell'oscurità anche degli elementi delle cose. Ed è un disco che viaggia su due livelli, cioè da una parte è il racconto esistenziale del desiderio di essere ciascuno di noi viandante, viaggiatore, anche del desiderio appunto di perdersi, di riconoscersi in quell'anima un po' closciarda che non ha casa, che non ha radicamento, che non ha tetto e che inventa giorno per giorno il proprio destino, e dall'altro percorre un po' il binario di raccontare, ahimè, dei tempi in cui la perdita di riferimenti, la perdita di sicurezze, tante volte anche la perdita brutale delle proprie sicurezze, e non è soltanto la scelta esistenziale di una generazione o di qualche personaggio di noi che ama il viaggio, che ama l'avventura, ma anche la condizione di rischio, di pericolo, di insicurezza che sta vivendo ciascuno di noi in questa epoca, e soprattutto i più giovani, tante volte costretti alla fuga, costretti all'immigrazione da una situazione economica, una situazione sociale che è quella che tutti conosciamo. Quindi un disco che parla di due livelli: il desiderio dell'avventura, l'opportunità dell'avventura e del viaggio, e anche in qualche modo questo spettro della perdita di identità e di sicurezze del tempo in cui stiamo vivendo. A che punto si colloca del tuo percorso musicale? Questo disco? A che punto si colloca? Si colloca, è il terzo disco, come dicevi tu prima. Il primo disco era un disco Angeli Ribelli che raccontava soprattutto delle storie di personaggi, seguendo il filo un po' di quella visione degli angeli del cielo sopra Berlino di Wim Wenders, no? Questi angeli a una certa distanza dalla vita, dalla loro capacità di farsi concretamente fino in fondo uomini. Il secondo disco era un disco, C'era un sogno per Cappello, totalmente dedicato alla dimensione del sogno, della follia, come autentiche dimensioni vitali, propulsive dell'esistenza dell'uomo. E in questo senso il disco il Viandante ne è la continuazione, il viaggio, il cercare sempre un orizzonte al di là del conosciuto, andare a esplorare le pieghe più oscure delle città, così come della vita. È una dimensione che appartiene soprattutto ai giovani, appartiene soprattutto ai folli, appartiene soprattutto ai sognatori, appartiene ai poeti. E infatti questo è un disco che parla anche molto del mestiere del musicista, del mestiere dell'artista e dei poeti, raccontandoci che in qualche modo quelli che sono più a rischio
di sradicamento, di marginalizzazione, eccetera, sono proprio i poeti, perché sono quelli che il più delle volte non hanno nemmeno un territorio sul quale insistere, un territorio dove difendersi, un territorio dove costruire delle relazioni di aiuto, di solidarietà. Infatti è un disco che parte da un piano così un po' esistenziale sulla bellezza del viaggio, attraversa un piano economico o politico, per così dire, in filigrana, e si conclude con questa metafora, insomma, il viandante è fondamentalmente in primo luogo il poeta, e si conclude infatti parlando di personaggi come il cantautore Piero Ciampi, o con una ode invettiva alla figura del poeta e ai suoi conflitti con la società in cui vive. Dal punto di vista musicale invece oggi appunto ci presenti un set chitarra e voce, te Alberto, accompagnato dal violino di Nicola, e l'album invece è molto più ricco. Sì, l'album è assolutamente diverso, insomma, da quello che è il set che proporremo con l'amico Nicola, che è amico di lunghe collaborazioni, di lunghi viaggi musicali, e che in questo disco ha messo moltissimo, perché oltre ad aver suonato il violino, la viola, aver scritto gli arrangiamenti per gli archi, quindi è veramente una colonna di questo disco e di questo progetto. E il viandante è invece tuttavia un disco più ampio, con colori differenziati, dove ci sono molti musicisti, molti amici che hanno collaborato, con una dimensione essenzialmente acustica, ma anche con qualche gioco nella dimensione dell'elettronica, a cui ha collaborato poi tra l'altro Nicola, che ha messo in alcuni brani i suoi violini su delle curiose basi di natura elettronica, insomma, per fare delle sperimentazioni che potrebbero aprire una pagina di un gioco che faremo un'altra volta, un'anteprima. Beh, io direi che possiamo iniziare con la parte live. La prima canzone è Tutto si impara per il mare, proprio tratta dall'ultimo album Il Viandante. Ce l'ascoltiamo, Alberto Cantone. Tutto si impara con il mare, tutto si impara col viaggiare, tutto si impara col guardare, con il capire e il raccontare, tutto si impara a sopportare. Tutto si impara per il mare, a dimenticare, ricordare, a tirare tardi, a esagerare, ad ubriacarsi, ad ubriacare, a alzarsi presto, a lavorare. Tutto si impara per il mare, ad inseguire, a rinunciare, ad esser preda e cacciatore. Tutto si impara per il mare, tutto si impara per il mare, tenersi a galla e ad affondare, provar disprezzo e a rispettare, ad ubbidire e a comandare, a saper perdere e lasciare. Tutto si impara per il mare, ad aver fretta, a pazientare, ad essere giusti, ad imbrogliare. Tutto si impara per il mare.
tutto si impara per il mare, l'arte del volo è di strisciare, a pugnalare e a conservare, tutto si impara per il mare. Tutto si impara con il mare. Tutto si impara col viaggiare. Si impara pure a sopportare la nostra faccia più banale dentro allo specchio di un locale. Tutto si impara per il mare, a benedire e a perdonare, ad invecchiare e a navigare. Tutto si impara per il mare. Abbiamo ascoltato dal vivo negli studi di Garage Music Tutto si impara per il mare, Alberto Cantone qui con noi. Alberto, 3 album nella tua lunga carriera sono direi pochi. Certo. Tieni presente che io ci metto mediamente 5 anni a fare un album, grosso modo 5 anni, quindi 3 dischi rappresentano una quindicina d'anni di tempo, insomma. E c'è anche una predisposizione, insomma, una preferenza per il palco, diciamo, può essere? No, non necessariamente. Cioè, a me piace molto la dimensione dal vivo, ed è una dimensione dal vivo estremamente diversificata, perché come dimostra il fatto che sono passato anche da questi microfoni a condurre dei programmi a Radio Veneto 1, mi piace anche cambiare ruolo. Quindi per esempio in questo periodo io sto lavorando molto nella presentazione di libri, alla creazione di eventi, a collaborazioni con altre cose, il coro dell'Hauser di musica popolare, piuttosto che la produzione di un nuovo artista. Con Nicola abbiamo lavorato alla produzione di un bellissimo disco che uscirà probabilmente a Natale, di un collega cantautore, si chiama Stefano Masini, disco d'esordio. Quindi mi piace molto muovermi in dimensioni diverse, non soltanto live, anche la dimensione del produrre dischi, collaborare con altri, eccetera. E non soltanto tue, quindi? Sì, no, non soltanto mie. Infatti poi insomma ci sono tanti lavori in cui appaio come autore o come coautore, o dove ho cantato, dove ho collaborato in varie forme. Quindi credo che dal punto di vista della mia discografia siamo sui 30-40 dischi, una cosa del genere, no? E i dischi originali sono dei dischi, sono delle fasi di vita proprio, cioè sono delle cose che nascono da un pensiero di scrittura, da un ragionamento, da un filo logico, e poi vanno nella dimensione della costruzione del gruppo di musicisti, dell'arrangiamento, del lavoro in studio, eccetera, e sono proprio delle fasi. Quindi 5-6 anni. Questo disco, Il Viandante, addirittura ha un percorso più lungo degli altri, perché esce a distanza di 6 anni dal precedente, ma raccoglie canzoni di un progetto iniziato, pensato 20 anni fa. Quindi ci sono addirittura un paio di canzoni di 20 anni fa che avevo messo da parte perché non si inquadravano in nessuno dei discorsi precedenti. Ma che il pubblico conosceva, erano già usciti? Sì, le avevo anche suonate qualche volta, sì, saltuariamente le avevo anche suonate. Sono delle canzoni di 20 anni fa che parlavano proprio di questo tema del viandante che c'è dentro ciascuno di noi, del randagio che c'è, del randagismo come dimensione dell'anima, che è una dimensione anche come dire, in cui si racconta, si mette a nudo una
componente un po' autodistruttiva del proprio percorso personale, no? Questo desiderio a volte di scomparire. Quelli seri direbbero questo elemento di cupio dissolvi, no? Dell'uomo e dell'autore che ne parla. E quindi era una canzone che avevo anche un pochino lasciato da parte, quasi spaventato un po' di quello che avevo scritto per certi aspetti. Si potrà capire ascoltando il disco più che le canzoni che proponiamo questa sera, per una ragione essenzialmente tecnica, cioè le canzoni più eseguibili chitarra e violino. La scintilla di scrivere questo disco, in cui la realtà della perdita, dello smarrimento individuale si inserisce in un ragionamento epocale, in un ragionamento del tempo, quindi una perdita, uno smarrimento in quanto società, in quanto certezza, mi ha dato il senso di andare a riprendere quelle canzoni, sganciandole da un significato più emotivo e più intimo e inserendole in un significato più legato al tempo di cui stiamo parlando, cioè all'oggi. Ecco Nicola, sono diversi anni tu che collabori con Alberto. Certo. Fra poco festeggiamo 10 anni, ricordavo prima Alberto che forse se n'era dimenticato, era in febbraio 2005 e penso che 10 anni suonati insieme implicano una stima reciproca e un'amicizia, senza le quali non penso sia possibile arrivare a suonare insieme per 10 anni in questo lungo periodo. Seguito insomma una bella metà insomma del percorso artistico di Alberto. Come è voluto? Difficile seguirlo? No, non è assolutamente difficile seguirlo, anzi a volte è molto divertente. Potrei raccontare l'aneddoto che bene o male, insomma, in 10 anni so Alberto che canzoni propone in scaletta e so come le va a presentare, quindi mi bastano già 2 parole dopo una canzone, io so già quale brano andremo a suonare dopo, però non c'è mai una presentazione uguale all'altra. Questa è una cosa che mi diverte tantissimo. Alberto riesce a sentire il polso del pubblico, a capire come proporsi, come eventualmente girare la serata, come cambiarla in base a come il pubblico reagisce. Questa è una cosa che ho trovato in pochi amici musicisti che ho conosciuto. Bellissimo, tra l'altro vi siete conosciuti anche qua in radio, no, conosciuti non so, ma incontrati Ci diciamo. siamo incontrati anche qui in radio 20 anni fa. Sì, perché Nicola, devo dire, insomma, ha fatto parte di un gruppo molto bello, un gruppo storico della provincia di Treviso, che fu ospite nelle edizioni di Garage Club degli anni 90, questo gruppo degli Out, che è stato uno dei gruppi più longevi, ma oltre che longevi anche belli proprio per solidità dei rapporti, dell'amicizia, della condivisione, del progetto. E quindi io l'ho incontrato in questa veste come musicista degli Out e insomma da questo punto di vista quello che ha detto Nicola, che mi onora nei miei confronti, è una cosa che Nicola porta veramente dentro, questa solidità come persona che si lega agli altri, che si lega alle persone con cui lavora, dove c'è una dimensione di stima e di amicizia connaturata al fatto di salire su un palco, di fare un disco insieme, e io l'ho conosciuto in questa veste e in questa veste siamo anche qui ancora oggi insieme. E ora continuiamo quindi ad ascoltare i brani che ci presenterete. Siamo a un secondo brano. Volevo dribblare una stella che appartiene all'album precedente, C'era un sogno per cappello. Velocemente riusciamo a presentarlo perché è dedicato insomma a un personaggio. È un brano dedicato a George Best. George Best è un calciatore irlandese del Manchester United. Io chiedo scusa agli ascoltatori, soprattutto di Radio 21, che ha sempre fatto dei grandi servizi di sport, relativamente al fatto che io di sport non so nulla, avendo praticato solo con poco successo un po' di ruba mazzetto, insomma, credo, dal punto di vista sportivo. Mi sono avventurato a scrivere una canzone su George Best, che è stato un grande calciatore, pallone d'oro nel 1968, nazionale irlandese, perché mi piaceva di lui questa dimensione irrituale, folle, quindi immaginiamo un atleta, uno sportivo con la disciplina, la severità che c'è nel mondo del calcio, nel mondo dello sport professionistico, che dissipa la sua vita, il suo talento in tutti gli eccessi possibili. Ma non è di questo che parla la canzone, parla e fotografa il momento preciso in cui George Best non riesce a realizzare un suo sogno in campo, che era un sogno di
in fondo un sogno folle, un sogno irridente, quello di prendere il pallone e dribblare tutta la squadra avversaria e avere il tempo di fare un gol con il naso, così come il ciclista che vince una gara a braccia alzate, al tempo di alzare le braccia prima del traguardo. C'è un attimo in cui questa cosa può accadere, un brevissimo attimo, una partita importante, una finale di Coppa dei Campioni, lui arriva fin lì, arriva fino alla linea di porta, poi le cose vanno in un altro modo e immagino George Best che in quel momento comincia a non credere più di essere proprio il più grande di tutti, quelli che può giocare con il cielo. Volevo dribblare una stella, Alberto Cantone. Sono uscito di strada perché stavo guardando una stella. Basta un attimo, una distrazione e anche un grande campione può sbagliare un rigore o perdersi dentro di sé. Ho perduto la strada perché volevo dribblare una stella, una finta ubriacante, poi un tiro fulminante. Ho giocato col cielo ed il cielo ha giocato con me. Cosa avete da guardare? Sono stato il migliore, il fantasista, il marcatore, il più grande che c'è. Cosa avete da dire? Vi burlate di me? Il mio nome è George Best, o Garrincha, o qual è, non importa più molto qual è. Quella notte in finale 1 milione di bocche a guardare, tutte aperte, gridanti, trepidanti, insultanti. Non ho avuto la forza di farlo soltanto per me. Ed ho fatto la cosa che tutti potevano fare. Uno scatto banale, un gol quasi normale. Li sentivo esultare, ma qualcosa moriva di me. Cosa avete da guardare? Sono stato il migliore, il giullare, il primo attore, il più piccolo dei re. Cosa avete da dire? Vi burlate di me? E il mio nome è George Best, o Garrincha, o qual è, non importa poi molto, non importa poi molto, non importa poi molto qual è.
Non ho avuto il coraggio di volare e dribblare una stella, poi tornare sull'erba con la palla e la stella. Ho giocato rasoterra e la terra ha riso di me. Torniamo negli studi di Garage Music, abbiamo ascoltato Volevo dribblare una stella, Alberto Cantone, chitarra e voce, accompagnato da Nicola Casellato al mandolino. Dicevamo una presentazione, l'abbiamo fatta breve. Quindi diversa da quelle altre 100 che ho sentito in questi 10 che normalmente durano 15-20 minuti, ed è un piccolo momento di teatro all'interno del concerto in cui si racconta dal punto di vista di George Best tutto quello che accade in quella maledetta sera della finale Manchester United-Benfica. Insomma, non sei appassionato di calcio, ma i personaggi che si distinguono, insomma, che spiccano Sì. Ma sai, io poi adesso faccio outing, dico una cosa che non ho mai detto nessuno. Ho avuto un nonno calciatore. Ho avuto un nonno calciatore che ha giocato nell'Inter e anche con una convocazione della nazionale italiana all'epoca in cui praticamente giocare in una squadra di calcio di Serie A era come far parte della bocciofila di Santa Maria del Rovere. Si andava tranquillamente allo stadio con la tua bicicletta, ti allenavi e poi tornavi a fare il tuo lavoro normale. Parlo dell'immediato dopoguerra della prima guerra mondiale. Quindi ho avuto anche un giocatore di calcio piuttosto bravino, insomma questo nonno, che poi ovviamente seguì la vicenda del disastro della sua generazione, insomma la guerra, il dopoguerra, e non continuò con il calcio. Un nonno che ebbe una convocazione in nazionale da un certo Vittorio Pozzo, che nel 1930-34 vincerà i mondiali con l'Italia, lo convocò, non lo fece giocare, lui si cambiò e se ne andò via. No, immaginiamoci oggi un convocato della nazionale italiana che dice vabbè guarda non mi fai giocare, ciao scusami sei un pezzente, se ne va, no? Ecco, allora probabilmente mi è rimasto un pochettino di quest'anima di questo nonno che non ho mai conosciuto, è morto 10 anni prima che io nascessi, questo nonno che io non ho mai conosciuto ma che mi dicono fosse decisamente un fumino, no? Come dicono in Toscana, era toscano peraltro questo nonno. E oltre ad avere un po' io quest'anima, infatti ogni tanto devo stare un pochino attento a mantenere la flemma in certe situazioni, no? Penso di avere una fama di essere una persona abbastanza flemmatica, non è vero, mi controllo, sono uno che proprio avrebbe dei momenti, no? di grande anche io di non grande... l'ho mai visto arrabbiato, no, ma io mi controllo perché probabilmente so che c'è questa parte in me, allora mi piacciono questi personaggi che tirano fuori questa dimensione surreale, no? E anche un po' distruttiva in certe condizioni. I personaggi di sport che a me sono piaciuti da matti sono quel famoso Vigneron che si accende una sigaretta prima di fare il record del mondo col salto dell'asta, ai mondiali non so quale anno, poi si accende un'altra sigaretta, risalta e migliora il suo record del mondo. 5 minuti dopo arriva un russo mai visto, mai conosciuto prima, giovanissimo, non si accende nessuna sigaretta, salta 10 centimetri più alto e per 25 anni fa il record del mondo, era Sergei Bubka. Ma io tifo per Vigneron, per quel francese biondo che assomigliava a Trintignant, no? Che assomigliava a Gérard Depardieu, che si fuma una bella sigaretta, poi parte in una mondiale di atletica e fa il record del mondo per 2 minuti. Questi personaggi, insomma, che dal talento, dalla follia, genio e sregolatezza, e anche sempre un pochino incompiuti, no? Che arrivano c'è a una fare... poetica comunque del folle, e comunque anche una memoria, insomma, che ritorna attraverso racconti. Insomma, prima all'inizio dicevamo proprio della forma canzone che oggigiorno anche nella tua esperienza, insomma, non si conclude nella canzone, ma appunto va a contaminarsi con il racconto, con l'autore del libro, piuttosto che... ecco, ci vuoi parlare di questo?
Sì, io credo che ci sia un grande bisogno di narrazione, ci sia un gran bisogno di ascoltare delle storie, di spegnere la televisione, di utilizzare questi bellissimi mezzi moderni che abbiamo, la tecnologia, l'informatica, internet, Facebook, in una maniera intelligente e che unisca anziché creare tante solitudini. Ci sia un gran bisogno di riunirsi in una situazione viva, reale, tra persone e raccontarsi delle storie. Io utilizzo il palco così. Non lo so che cosa ci vado a mettere sopra delle volte, ci possiamo mettere sopra delle canzoni, ci possiamo mettere sopra del teatro, ci possiamo mettere sopra delle letture, ci possiamo mettere sopra una presentazione di un libro, le canzoni possono diventare il centro o l'occasione, ma sempre l'occasione di un racconto, di un incontro fra le persone. Questo è quello che unisce un po' i miei 47 anni di vita come cantautore, come conduttore radiofonico, come organizzatore di eventi e quant'altro. Proseguiamo con la parte live, un altro titolo di una canzone che evoca insomma una personalità. Siamo a Marlene, adesso andremo ad ascoltare Marlene, che fa parte del primo album Angeli e Ribelli. Marlene Dietrich, l'angelo azzurro del cinema mondiale. Mi piaceva fotografare con questa canzone, scritta pochi giorni dopo la morte di Marlene Dietrich, fotografare la distanza che a volte c'è tra il personaggio pubblico e la nostra reale essenza. Marlene Dietrich è stata un'attrice straordinaria, di una bellezza incredibile, ha fatto innamorare il mondo intero, sembra che anche Hitler avesse perso la testa per lei e non era neanche uno a cui fosse facile dire di no a quei tempi, ma lei lo tenne a debita distanza. Una persona che ha fatto con la sua sensualità, la sua bellezza, innamorare una generazione e più di una generazione di uomini, in qualche modo imprigionata nel culto della propria bellezza, imprigionata nel proprio narcisismo. C'è una biografia della figlia, Maria Riva, l'unica biografia autorizzata, che racconta quanto fosse difficile essere figlia, umanamente, di una donna così autocentrata sul proprio mito, sul proprio culto, sulla propria bellezza. E Marlene parla di questo, del momento in cui non coincide più la nostra immagine pubblica con quello che noi siamo intimamente o esteriormente, e lei fa questa scelta, scompare dal pubblico, chiude le finestre, chiude le porte e non vuole più vedere né farsi vedere. Siamo tutti noi un pochino così, no? Ciascuno di noi, chi è che diceva non si recita a teatro, si recita nella vita? Siamo tutti un po' attori nella vita. Marlene di Alberto Cantone. Quando un angelo muore in cielo, suona un campanello sottile, le sue ali che si chiudono piano, se c'è silenzio le puoi sentire. Se sulla terra un angelo muore, non ricordiamo chi è stato, che per le foto che restano in giro o per i film che avrà girato. Bianca, ma bianca davvero, da fare arrossire la luna. Quando è sera ciascuno ha sognato quella pelle come nessuna, e quanti si sono perduti sul suo nome che sa di veleno, di poeti, assassini ed eroi e dittatori non meno. E voglio vederti, Marlene, entrare in scena come le regine. I nostri sogni son cose da niente, per questo ci hanno inventato il cine, che siamo uomini piccoli piccoli, i nostri pensieri imperfetti, e per questo dobbiamo sognare di angeli azzurri sopra i tetti. E voglio pensare, Marlene, che tutto il tempo che è passato
sui tuoi occhi e le tue giarrettiere ti avrà soltanto sfiorato. E la sera che viene ogni sera ti aspettiamo con quella certezza di chi sa che il sonno fra poco lo coglierà con una carezza. Ma la sera, sotto il fanale, non c'è nessuno ad aspettare, che Marlene è fuggita e scappata per non scoprirsi invecchiare. È lontana dagli occhi, dal cuore, da ciò che il cinema riprende. Lei vede non vista la vita, spiando dietro le tende, è in una casa di qualche città, a 2 passi dal mondo che vola. Lei attraversa da sola l'età, con un ricordo che non consola, e nessuno la va a trovare, ma se qualcuno le bussa alla porta, si chiude le orecchie, non sente la vanità che non è morta. Ma siamo tutti come Marlene, con la paura di restare indietro, e preferiamo fuggire, nascondere i nostri vecchi occhi dietro un vetro. E se non ci viene più bene il personaggio che abbiamo amato tanto, è meglio chiuderci dietro la porta che consegnarci a rimpianto. E ti perdoniamo, Marlene, se la notte non ci verrai a trovare, aspetteremo da soli la vita tutte le sere sotto quel fanale. Marlene era un colpo di frusta che segue un nome di zucchero a velo. Ora non è che una nota sbiadita su un pentagramma di cielo. Rosellina nascente, tu che guardi la vita da un prato, dal verde di un bosco incantato, grande come il creato. Ah, sapessi chi è stato a parlarle d'amore alla fonte, a baciarle i capelli e la fronte con il sole dorato. Rosellina, l'amore è un pensiero che a te non è dato. Non sapessi che è dolce follia, buon umore che ci prende col lampo e col tuono è passato. Rosellina, cos'è stato? Un amore è finito, un bacio non dato, per te solo un rischio scampato. Rosellina, per così leggera, gioia così passeggera, presto verranno quelle dita
a strapparti la vita. Dante, 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 Dante. Rosellina, l'amore è una strana imprudenza del cuore, è un soldino di neve che già nelle tasche diventa più lieve e si scioglie ad un batter di sole, poi si paga in preghiere e dolore. È un cattivo bicchiere che più ci ubriaca, più se ne vuol bere. Rosellina morente, costretta in un palmo di vaso a guardare la vita da un vetro confuso, poco in là del tuo naso. Cos'è mai, cos'è stato? Un amore è finito o mancato? Per te solo una mano che giunse tremante a strapparti dal prato. Siamo sempre a Garage Music, un saluto da Alessandra Ghizzo, con noi Alberto Cantone, Nicola Casellato. Abbiamo appena ascoltato una bella Rosellina proprio live nei nostri studi. Ecco Alberto, abbiamo parlato un po' del tuo percorso, del tuo punto di vista, insomma, sull'esperienza musicale, cantautorale, venendo proprio alla tradizione della musica d'autore. Insomma, un debito nei confronti di André, direi che si percepisce, ma quanto è vero e quanto vi è oggigiorno nella canzone d'autore contemporanea, insomma, di questa tradizione? Sì, vedi, De André è stato secondo me il più grande, ma della tradizione della scuola della canzone d'autore italiana, più grande per capacità di pensiero critico, al di là che come autore. Però io penso che, per quello che mi riguarda, il debito sia un debito nei confronti di tutti i maestri che sono stati i protagonisti di questa storia della canzone d'autore, e credo che sia una storia che continua, non sia una storia conclusa negli anni 70 con una generazione. Quindi io sento allo stesso modo il debito nei confronti di un De Gregori, di un Fossati, di un Conte, di un Claudio Lolli, di uno Iannacci, per certe allo stesso modo. Penso che De André sia diventato in qualche misura il sinonimo della canzone d'autore italiana. Cioè ci manca talmente tanto la figura di De André, è talmente grande il vuoto che ha lasciato, è talmente forte il segno che ha lasciato, l'impronta, se pensiamo che è uno dei pochi autori di canzoni i cui testi siano sdoganati nelle antologie della letteratura, che io ho questa impressione che definiamo la canzone d'autore De André. Tutto ciò che riprende quella scuola e che richiama la scuola della canzone d'autore italiana viene definito un disco alla De André, una voce alla De André, una canzone alla De André. Con questo, senza nulla togliere alla grandezza di Fabrizio De André, che naturalmente, ripeto, è anche secondo me il più grande, il più importante, il più amato, si fa una piccola violenza alla canzone d'autore in quanto genere. Una violenza che peraltro è anche un tantinello secondo me funzionale a una certa industria discografica. Se la canzone d'autore rimane ricompresa nel numero dei 3-4 grandi autori storici, noi compriamo quei dischi, no? Se invece pensiamo che la canzone d'autore è un qualche cosa in evoluzione,
che parte da delle radici, ma che si evolve, cambia linguaggi, cambia forme, eccetera, andiamo alla ricerca anche d'altro, e andiamo alla ricerca di questo altro non per accostarlo al passato, ma per scoprire un presente. E in questo altro ci troviamo un sacco di cose. Treviso credo che sia, e adesso dico una cosa forte, ma lasciatemela dire perché ne sono ampiamente convinto, la nuova capitale della canzone d'autore in Italia. Parliamo naturalmente di scuola genovese, come la scuola da cui la canzone d'autore italiana ha preso il via, De André, Tenco, Lauzi e Paoli, eccetera, eccetera, ma se oggi guardiamo quanti sono i cantautori e le cantautrici nella città di Treviso che hanno avuto modo di fare delle cose con rilevanza esterna, che hanno suonato in giro per l'Italia, che hanno suonato nel mondo, che hanno vinto premi anche recentemente nelle ultime settimane, credo che non ci sia una città che ha una concentrazione in questo momento di esperienze, di esperimenti e di personaggi, uomini e donne, nell'ambito della nuova canzone d'autore, dell'importanza di Treviso. E da questo punto di vista merito anche a tutti quelli che sono stati megafoni di questo movimento musicale trevigiano, e anche quello della canzone d'autore, compresa Radio Veneto 1 da 20 anni a questa parte, no? Ma cominciamo a guardare, voglio dire, il presente, cominciamo a guardare non che cosa c'è dell'eredità di De André o di Fossati o di Lauz, eccetera, ma di che cosa ci stia raccontando, che cosa ci stia dicendo questa storia oggi, del desiderio di riprendere una canzone indipendente che non sia fatta per il mercato, che non sia fatta per il commercio, e di raccontarci delle storie di oggi, no? Ecco, l'impressione è un pochettino quella, sai, quando noi sentiamo qualcosa di cantautore, diciamo questo l'abbiamo già sentito, è De André. L'impressione è quella che si voglia chiudere quella storia, circoscriverla a un periodo, non valorizzare e promuovere più una canzone che abbia quella funzione anche civile, anche politica, poetica, eccetera, poetica, esattamente. E alla fine vendere i dischi di cui sono proprietari, sia come diritti d'autore che come diritti di edizione, un piccolo circuito di major. Quindi è un discorso che ci è messo molto in bocca e molto volentieri, ecco, secondo me, con una finalità. Sì, infatti sì, è quello che volevo capire, insomma, perché appunto oggi si parla di musica d'autore, si definisce musica d'autore, insomma, tanti generi musicali, dico generi, ma tanti modi, insomma, di fare musica. C'è una tradizione, c'è una contemporaneità, ci sono... alle volte si rompe, insomma, non so. Sì, Alessandra, cioè, è un tema lunghissimo. È un tema lungo. Potremmo fare una trasmissione un giorno sulla... Anche tu hai risposto con tanta carne al fuoco che io Guarda, stessa... se vuoi ti faccio uno schema. Ti faccio una provocazione. Un giorno facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto. Inviti tutti i cantautori e le cantautrici di Treviso, tutte insieme, qui in questo studio, e facciamo una chiacchierata sulla canzone d'autore, che è un ragionamento molto interessante e difficile, anche perché è di difficile definizione lo stesso genere canzone d'autore. Potremmo parlare un'ora di questa cosa, che cosa sia la canzone d'autore. Quello che mi premeva dire sono questi due dati: l'importanza in questo momento ha il movimento delle cantautrici e dei cantautori nella città di Treviso, certo. Probabilmente anche come reazione. Bisogna anche citarli, perché abbiamo avuto Giorgio Barbarotta, speriamo di avere Erika Boschiero, Leo Miglioranza, Alberto Cendron, Alberto Ceschin, Massimo Francescon, Gerardo Pozzi, recente premio De André, Francesca Gallo, Davide Camerin, più quelli che abbiamo fatto debuttare a Treviso e poi hanno avuto altre strade, no? Andrea Epifani, cantautore salentino, un altro premio De André, cominciato a Treviso nel circuito degli amici trevigiani, organizzando un festival qui. Quindi davvero, insomma, non mi sembra di dire una spacconata se dico, cominciamo a dirla questa cosa, insomma, Treviso, la scuola trevigiana della canzone d'autore è il movimento cantautorale più importante in Italia in questo momento. Io direi che non possiamo terminare che dicendo che questo è un pazzo, ricoveratelo. Che oltre al radicchio abbiamo i cantautori. Spazio ai fogli, allora. Torna a trovarci, Alberto. Grazie Alessandra, grazie Nicola e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Veneto 1. Ma andiamo a concludere invece con un ultimo pezzo, il lato oscuro. Insomma, il lato oscuro che contiene, insomma, il barlume di luce. Sì, e il barlume di luce contiene il lato oscuro.
Andiamo subito ad ascoltarcelo. Ringraziamo Alberto Cantone e Nicola Casellato, che ha accompagnato appunto Alberto in questa occasione al violino e al mandolino. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Il lato oscuro, Alberto Cantone. È il lato oscuro delle cose, quello da cui non si solleva il velo. È il lato oscuro della notte che porta più vicino al cielo. È il lato oscuro della tua bocca, quello capace di mangiarmi il cuore. È il lato oscuro delle carezze, la faccia buia del tempo e dell'amore. È il lato oscuro delle città da cui si scacciano i barboni, i perdigiorno e gli stranieri, i sognatori e gli aquiloni. È il lato oscuro del cammino, quello più pericoloso, la faccia buia di un istante luminoso. È il lato oscuro delle cose che ci fa scrivere le canzoni, il lato buio che non confessiamo a noi stessi nelle televisioni. È il lato buio delle stelle, quello capace di sporcarci il viso, il punto nero sulla pelle, l'angolo spento di un lume, di un sorriso. È il lato oscuro della strada, la sola cosa che ci spinge avanti, perché cercare dove non c'è luce che ci fa andare più distanti. È il lato buio della luna che ci fa nascere ogni giorno, perché viaggiare e non vedere più il ritorno. È il lato oscuro delle cose, con la paura che gli mette il velo, la sola strada che ci hanno dato verso il cielo.